Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, il motorsport raccontato su Telefriuli. In questa puntata inizieremo con il servizio sulla Cividale Castelmonte, poi ci sarà ospite Andrea Gava del Motoclub Bibione, seconda parte un altro servizio, quello sull'enduro di Fogliano, e poi ospite Federico Buttò, vincitore della Transanatolia. Il trentino Diego De Gasperi ha conquistato la 44esima edizione della Cividale Castelmonte, cronoscalata organizzata dalla scuderia Red White. Il pilota su Osella FA30 si è imposto in entrambe le manche, fermando il cronometro con il tempo di 6 minuti 10,67 e conquistando così il suo secondo successo in carriera nella gara friulana dopo quello ottenuto nel 2013. Si era capito che De Gasperi non avrebbe avuto avversari capaci di impensierirlo. Dopo l'incidente occorso in gara 1 l'altro grande favorito della vigilia, Federico Liber, per 5 volte vincitore a Cividale, al via su una Gloria C8P Evo. Il veronese ha forato e conseguentemente ha sbattuto la vettura uscendo di strada senza conseguenze gravi. La gara era valida per il trofeo italiano velocità in montagna, per il campionato del Centro Europa, il campionato austriaco e quello sloveno. Hanno completato il podio Dennis Mezzacasa, secondo su Renault Formula Tatus, e Giuseppe Torrente, terzo su una Radical SR3 Evo. Tra le auto storiche il più veloce di tutti è stato Michele Massaro su una BMW M30, che ha fatto segnare il miglior tempo sia in gara 1 che in gara 2, completando la prova in 7:52 e 31. Alle sue spalle hanno chiuso l'austriaco Reinhard Sonleiner, Volkswagen Golf G60, secondo, ed il friulano Alessandro Romoli, Forcier Cosfor, al terzo posto. Buona la partecipazione di pubblico e di piloti, sono stati 179 in totale a darsi battaglia sulle due manche lungo la strada di 6 km e 395 metri che da Carraria di Cividale porta a Castelmonte. Nei vari raggruppamenti a imporsi nel gruppo GT è stato il friulano Gianni Di Fant, che portava al debutto la nuova Porsche 991 GT3 Cup. Con il 10° posto assoluto il fagagnese è risultato il migliore dei piloti regionali. Tra le vetture di gruppo A, seconda piazza per il friulano Roberto Bertolutti su Ford Fiesta VRC, in Pro Des affermazione del triestino Lorenzo Lucas su Renault Clio RS, e in RS per il friulano Moreno Perezzutti su Renault Clio Williams. Passiamo al rally con una splendida vittoria di Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi al Rally Dolomiti dello scorso fine settimana, ultima prova della Coppa Rally Quarta Zona. L'equipaggio friulano conquista la gara con una Hyundai 20 R5 di Friul Motor, aggiudicandosi la classifica finale di zona e guadagnando così la finale AC Sport Rally Cup di Modena, in programma l'ultimo weekend di ottobre. Le soddisfazioni per la Friul Motor arrivano anche dall'estero, con la conquista del campionato nazionale sloveno con Rock Turk, che si aggiudica il rally di Parenzo con la Hyundai 20 R5 del team friulano. Buonasera ad Andrea Gava, Motoclub Bibione, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, questa sera con Andrea parleremo un po' di quello che è il programma dei 2 weekend che organizzerà il Motoclub Bibione, ma giustamente dobbiamo fare un po' anche il punto su quella che è stata la stagione di Andrea Gava pilota, perché nel trofeo beta nazionale è andata bene, mi sembra. Sì, il trofeo beta quest'anno è stato un campionato nuovo per me e alla fine dell'anno sono riuscito a finire in terza posizione, che per me è un buon risultato, visto che comunque arrivare dietro a dei nomi come Balzurri, che sono dell'Olimpo dell'enduro da anni, è una cosa buona. Io lo ricordo anche nel mondiale enduro. Esatto, erano gli avversari veri. Quindi sono soddisfatto della crescita durante la stagione, che è iniziata un po' a rilento, però dai, poi sia nel trofeo che nel Motorelli, dove ho partecipato anche quest'anno, è andata bene, quindi sono molto soddisfatto. Soddisfatto anche della moto, del team, perché ci vogliono tutte le componenti per far bene in una stagione. Esatto, concludere una stagione ad alti livelli è un insieme di cose, quindi sia la moto che il team è stato il top. Infatti sono veramente felice e grato a Miotto di NSM e a tutti gli sponsor del team per averci aiutato e messi nelle condizioni di presentarci alle gare del top, e questo è stato fondamentale per riuscire a concludere a podio.
Senti te, uomo di punta del Motoclub Bibione, sei uno, diciamo, che poi tirerà le file di quella che poi è un doppio weekend molto importante, perché il 16-17 si parte con una serie, una sfilza di trofei KTM, Gas Gas su Squarna, che sono dei, diciamo, dei trofei più di punta a livello nazionale, vuol dire già centinaia e centinaia di persone, piloti che arrivano, si trasforma Bibione in questi giorni. Sì, il Motoclub quest'anno ha raddoppiato l'impegno dell'anno scorso, che ha avuto ottimi risultati, e quindi il weekend del 16 e 17 di ottobre saremo impegnati con il trofeo KTM Sguarna e Gas Gas, che porteranno piloti da tutta Italia, e questo è un vanto per il Motoclub. E il weekend dopo avremo il weekend del 23-24, sempre ottobre, avremo il campionato Triveneto e la Night Race Ecco, del parliamo sabato di Night sera. Race. Tu che sei pilota da sabbia, senti già qualche rumor nelle squadre, nei componenti dei piloti, crossisti e enduristi che si sfideranno in quel sabato sera che sarà il 23 di ottobre. In passato io ricordo ad esempio un Macorizzo che volava letteralmente, ma tanti altri piloti, Guadagnini che sappiamo chi è, uomo che ormai gareggia e vince gare del mondiale in MX2, così come tanti altri piloti che vanno veramente forte, tutti sono passati dalla Night Race. Esatto, esatto. Abbiamo avuto l'onore di avere piloti come Mattia Guadagnini, come Lorenzo Macorito, che nelle ultime edizioni ci hanno deliziato con la loro guida e con la loro velocità, per poi vederli crescere anche a livello mondiale, ed è stato veramente un onore da parte nostra. E, sicuramente quest'anno avremo dei piloti nuovi, con anche un format di gara un po' rivisto per riuscire ad implementare ancora di più lo spettacolo e soprattutto intrattenere il pubblico che durante la serata potrà sicuramente vedere noi piloti, bere qualcosa, mangiare qualcosina, in modo tale da passare una serata veramente al top. Tornando indietro invece dal weekend del 16-17 si parla di centinaia e centinaia di piloti, 400-500. Sarà sicuramente la gara in Italia più partecipata del 2021, anche qua una bella soddisfazione per voi. Beh, sicuramente, perché avere certi numeri, un determinato afflusso ad una gara a Bibione è veramente, diciamo in poche parole, tanta roba. E questo è bello sia per la città che per il motoclub che per tutto il circus, che può trarne vanto da aver, come dicevo, numeri così elevati. E poi si riempiono gli alberghi anche fuori stagione, vero Andrea? Soprattutto quello, riuscire a animare una città che ormai è fuori stagione è sicuramente un piacere anche da parte del motoclub, che riesce a portare il suo peso, il suo aiuto alla città. Quindi sicuramente anche da noi piloti è un piacere. Abbiamo parlato dunque del weekend 16-17 con i trofei KTM Husqvarna Gas Gas, abbiamo parlato della Night Race del 23, poi il 24 c'è il campionato Triveneto che di solito ha sempre poi portato degli ospiti illustri, ricordo Andrea Verona, campione del mondo di classe 1 nel 2020, sperando che ci possa essere l'occasione di tornare ad ospitare, anche perché dovrebbe essere poi nel post mondiale, perciò ci potrebbe essere questa opportunità, ci speriamo. E ci speriamo sì, perché avere piloti come Andrea e del suo calibro è sicuramente un'emozione e un piacere, perché portano un livello, una guida, uno spettacolo che non è da tutti i giorni. L'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di avere lui, di avere Lorenzo Macorito, Alessandro Battig e tanti anche altri piloti. Anche Cominotto, Esatto, Vanni Cominotto, che ci hanno dato veramente un livello di gara elevatissimo. E poi tutti un po' in difficoltà, perché quando c'è un terreno sabbioso come quello di Bibione diventa tutto più complicato anche per questi campioni.
Esatto, la sabbia è sempre la sabbia. E con la sfortuna di non aver potuto correre quest'inverno, magari saremmo tutti ancora un po' più in difficoltà, però è il bello dell'enduro, l'enduro è vario e quindi la spettacolarità e la bellezza proprio di questo mondo è anche quello, fare gare diverse. Ma tu la correrai una di queste gare, immagino. Io sarò sicuramente presente alla Night Race del 23 e al Trivento del 24. Sarò presente in veste di aiutante del motoclub nel weekend del 16 e 17 lì del trofeo KTM Uruguay nel Cascas e sicuramente sarò in giro per il paddock. Senti, scelta della moto per te, per un tracciato così impegnativo come quello di Bibione sulla sabbia, quale sarà? Cilindrata, chiaramente. La mia rimane la mia moto fedele a questa stagione, che è il mio Beta 250 due tempi, e sicuramente come scelta per una gara su sabbia così è sicuramente una moto con cavalleria. Sì, è equilibrata, perché magari un può 250 a sempre 4 essere... tempi mancherebbe un pochino di potenza, proprio in considerazione che bisogna farla galleggiare sulla sabbia, perciò 250 o 300 due tempi, 450 a 4 tempi, queste dovrebbero essere le moto ideali a mio avviso. Esatto, perché comunque dobbiamo essere livellati per avere una moto sì che vada forte nella speciale in sabbia, ma che si riesca a guidare molto bene anche nella speciale nell'entroterra, nel classico cross test, che quindi farà la somma a fine gara. Tu quale vai Quindi sì. meglio? In quale delle due prove preferisci? Quella su sabbia, al di là di preferenze, dove vai più forte? Sul duro, sul compatto oppure sulla sabbia? E, visti gli anni precedenti, la speciale su sabbia mi ha sempre dato delle belle soddisfazioni. Quest'anno spererei di riuscire a mantenere il livello che ho avuto le scorse edizioni in spiaggia, portarle anche nell'entroterra, quindi sui terreni duri. Questo è l'obiettivo che mi pongo ogni anno. Vedremo questo weekend, il prossimo weekend. Grazie Andrea, allora ricordo 16-17, trofei KTM, Husqvarna Gas Gas 23-24, invece Night Race, motocross sulla sabbia in notturna e poi il Triveneto. Direi che due weekend che possono sicuramente attrarre il pubblico e gli appassionati. Grazie Andrea, ovviamente buon lavoro e divertiti. Grazie mille, grazie a tutti, ci vediamo a Bibione. Il padovano Jonathan Zecchin firma la vittoria dell'Enduro Fogliano, terzo round stagionale del campionato Triveneto Enduro, valido per la 21esima edizione del trofeo Fabio Pacor, andato in scena domenica 3 ottobre a Fogliano Re di Puglia, gara organizzata dal Motoclub Carso. Il pilota del motoclub La Marca Trevigiana, su Husqvarna 250 due tempi, ha preceduto Davide Pellizzaro su Beta 302 tempi al secondo posto ed Eric Rebellato terzo in sella ad una KTM 254 tempi. Buona la prova di Matteo Gabrielli, portacolori del motoclub Pino Medeot, che piazza la sua Husqvarna 302 tempi in quinta posizione. Giornata positiva per Christian Murgut del motoclub Medeot su Husqvarna 125, che termina la sua prova in settima posizione, seguito da Andrea Cescon, portacolori del motoclub Albatros su Sherco 250 due tempi. Dopo l'ottima prova degli assoluti d'Italia di Maniago, il sedicenne del motoclub Manzano, Thomas Bastiani, conferma la sua crescita nella specialità, piazzandosi in decima posizione assoluta sulla KTM 125. Quasi 250 i piloti al via in una competizione di vero enduro, nel classico ed impegnativo terreno carsico, ricco di pietre, con un percorso di 40 km, ripetuto per 3 volte, che attraversava i comuni di Fogliano Re di Puglia, Sagrado e Doberdo del Lago, con 3 prove speciali affrontate per 3 volte. Grande soddisfazione per lo staff del motoclub Carso, capitanato dallo storico presidente Mario Cecchet, affiancato da Furio Sinico, responsabile del percorso di gara, per i numerosi apprezzamenti ricevuti da parte di piloti addetti ai lavori, per l'organizzazione di una gara che molti hanno definito di vero enduro. Buonasera a Federico Buttò da Pordenone collegato, buonasera, ben ritrovato.
Ciao, ciao Marco, come stai? Tutto bene, ma siamo qua soprattutto per parlare di te, di quella che è stata una gran bella avventura al Transanatolia, un rally raid concluso in prima posizione dopo così una serie, diciamo, di chilometri parecchi, prove speciali 1800 erotti, oltre 2000 chilometri percorsi, un successo non dico inesperato, ma avevi tanta concorrenza, soprattutto con vetture classiche. Voi avete vinto con un Can-Am Maverick, che è un side by side, un buggy, per dare dei riferimenti agli amici a casa. È stato un successo a tutto tondo il vostro. Sì, è stato un successo, abbiamo vinto praticamente davanti a una schiera di 29 turchi molto molto agguerriti ed eravamo l'unico equipaggio italiano, perché in moto, nella categoria delle moto, abbiamo vinto anche lì e c'erano parecchie moto, ma in macchina ero l'unico equipaggio, pertanto loro sono molto nazionalisti e sono molto agguerriti, ecco. Però è stata un'esperienza molto, molto bella, sicuramente, ecco. Allora, parlaci di questo territorio, chiaramente non usuale per quanto riguarda anche le tue esperienze, anche se poi nei raid, ricordo, non so, in Grecia, dove sei andato bene in passato, però lì cambiava un po' lo scenario, soprattutto bisogna fare i conti con i chilometraggi delle prove speciali molto impegnative, molto lunghe, e saper gestire anche come pilota, come navigatore al tuo fianco, gare di questo genere. Sì, perché praticamente lì noi ci sono stati 8 giorni di, scusate, 8 giorni di gara, facevamo da 150, erano 3 speciali, ogni giorno erano 3 speciali che si aggiravano dai 100 ai 120 km, quindi un 350 km al giorno di speciale e un 150 km di trasferimento, quindi alla fine facevamo praticamente 500 km al giorno per 7 giorni di gara più il primo giorno di un prologo di una cinquantina di chilometri. Siamo partiti praticamente a nord di Ankara per attraversare, abbiamo fatto 2300 km, siamo arrivati fino a Kars, che praticamente è al nord-est della Turchia, ai confini con la Georgia, con l'Armenia, Azerbaijan. Azerbaijan e Iran, praticamente a quel livello lì, ed è praticamente un'altitudine media era sui 2000 metri con punte fino a 3000 metri. Ci sono degli altipiani verso il nord-est lì della Turchia incredibili, avevi la sensazione di essere in Mongolia, situazioni di questo genere, bellissimo, spazi molto ampi, no? Con vegetazione molto molto bassa e molto bello, molto, molto suggestivo. Non è che sono riuscito proprio a vedere i paesaggi così bene, però la sensazione, diciamo, era incredibile, essere completamente da un'altra parte del mondo. Federico, tu sei partito per fare risultato, volevi vincere oppure ti sei accorto che potevi farcela man mano che, diciamo, andavi avanti nelle speciali? Allora, a partire non conoscevo gli avversari sostanzialmente, quindi il nostro piano di gara era fin dall'inizio quello di partire e di vedere più o meno dove ci collocavamo e in relazione a quello decidere che tipo di strategia tenere. In realtà noi siamo partiti, abbiamo vinto il prologo e dopo abbiamo vinto abbastanza, non tutte le speciali, non tutte le tappe, però ad ogni tappa aumentavamo il nostro distacco sul secondo e quindi questo ci ha permesso di gestire sostanzialmente la gara. Ecco, l'abbiamo gestita abbastanza, invece gli altri concorrenti hanno preso sovente dei rischi che noi francamente non abbiamo mai preso. Forse l'esperienza, anche la conoscenza del mezzo ha inciso. Sì, direi che sì, direi che sicuramente è stato fondamentale, perché, torno a dire, piedi pesanti lì, molto, molto pesanti questi concorrenti, e anche navigavano anche bene, però secondo me la gara l'abbiamo vinta come gestione di gara, perché chiaramente su gare su 2000 km di speciali
non puoi andare al 110%, non riesci ad andare al 110% ed è un errore, e loro lo hanno manifestato perché andando così forte sbagliavano, cosa che invece noi non abbiamo, né io né il mio navigatore Filippo Ippolito, praticamente abbiamo sbagliato molto poco, abbiamo gestito la gara molto bene. Diamo un po' di caratteristiche del vostro mezzo, un Can-Am Maverick, potenzialità, intanto al variatore, perciò non c'è il cambio, una gestione perciò diversa. Allora, il nostro Can-Am, che è stato preparato da Nicola Colodel di San Pietro di Feletto Conegliano, è una macchina che è stata preparata per la Dakar, concepita per la Dakar. È una macchina che ha 195 cavalli per un peso tendenzialmente alto rispetto alle altre macchine della stessa categoria, perché la nostra pesa sui 1100 kg, quando invece un Can-Am, gli altri avevano Can-Am che viaggiavano sui 950 kg, no? E quindi è un po' diversa la nostra concezione della macchina. La macchina nostra è una macchina preparata per la Dakar, è una macchina appunto con 195 cavalli, col variatore, che come dicevamo è un po' il punto debole da un certo punto di vista, anche se praticamente il problema del variatore è che si spacca la cinghia. La cinghia si spacca in relazione a come guidi. Beh, avevate praticamente 10 cinghie portate in questa occasione e lo cambiavate costantemente. Cambiavamo ogni 250 km di speciale. Abbiamo rotto una cinghia, con questa strategia abbiamo rotto una cinghia in speciale. Il mio navigatore cambiava la cinghia praticamente in 2 minuti e 15 secondi. Nel cambio di cinghia scende solo lui, non spegniamo neanche il motore. Lui scende e in 2 minuti e 15 mi sostituisce la cinghia. Da analisi fatte con il mio compagno in scuderia Elvis Borsoi, il campione italiano Bahia, lo ricordiamo, che ha vinto il campionato italiano adesso, sempre dell'RT 73, del nostro team RT 73, e abbiamo fatto delle analisi e abbiamo capito che sostanzialmente non sono tanto i chilometri della cinghia quanto il tipo di sforzo a quale la sottoponi. Senti Federico, hai parlato di un mezzo preparato per la Dakar, immagino che uno che fa come te, vince un Transanatolia, penso un pensierino lo debba fare anche alla Dakar, anche se non è facile come gara, partecipazione, budget, tempi. Chiaramente per noi piloti di questo genere di gara, chiaramente la Dakar è l'obiettivo massimo. Io non credo di fare delle indiscrezioni dicendoti che qualcosa sta bollendo in pentola. A breve molto probabilmente si saprà, e io non voglio dire altro, però non per il 2022, per il 2023 sia Elvis, credo di poterlo dire, cioè è un'indiscrezione, però... Sì, anche perché ricordiamo la Dakar parte all'inizio dell'anno, perciò... A gennaio, non questa, quindi non questa di perciò gennaio, parliamo 2023, si tratterebbe un pochino più di un anno, il che è anche poco. Infatti Elvis Borsoi me lo ha già detto che non sarà presente neanche lui alla Dakar 2022, perciò farete coppia con Can-Am, con il team, con Colodel, perciò... tutto rimandato, un progetto c'è... È un progetto che molto probabilmente si realizzerà insieme probabilmente anche a Castagnera, che è il terzo pilota del nostro team, e potrebbe concretizzarsi, diciamo, a gennaio 2023. Ecco. I programmi sarebbero questi, ecco. Però quando la notizia sarà ufficiale, chiaramente te lo diremo, ecco, un po' un'anteprima, diciamo, questo. Ecco. Molto bene. E noi aspettiamo, ringraziando, ed ancora complimenti a Federico Butò per il successo al Transanatolia Rally Raid in Turchia. Ovviamente ci tiene aggiornato gli amici di Telefriuli. Grazie ancora.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie di tutto e alla prossima. Nero per